Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, siamo su Motorsport Manager, stiamo sistemando il motore, lo stiamo potenziando ancora, così ho un 25% di più in gara, facciamo vedere che scusa, che cazzo faccio sto così. Ho un 25% di più in totale, più un 40% in qualifica che sinceramente mi serve perché in qualifica stiamo andando di merda. Costruiamolo e vaffanculo sinceramente, anche i debiti. È il motore è la cosa più scarsa che ho in questo momento, allora. Adesso mettiamo a posto la monoposto e poi vediamo cosa c'è da migliorare. Oh, sponsor, dai, un po' di sponsor cattivi, vediamo. Che palle, però devo prendere per forza questo. Ho bisogno ho bisogno di soldi in anticipo purtroppo. Ma che sponsor di merda, oh. Questo è già un po' meglio, dai. Dai, dai, che torniamo a respirare, perfetto, si gode, si gode. Allora, migliore componente, vediamo come siamo messi. Allora, stiamo migliorando gli alettoni che purtroppo hanno le difficoltà, sì, anche perché le prestazioni sono tutte al massimo, 344, 300, 650, 300, sì, sì, tutto a cannone, tutto a cannone. Ok, stiamo migliorando l'affidabilità degli alettoni che sono veramente scandalosi. Ok, andiamo avanti. Comunque ragazzi, stiamo veramente portando a casa delle prestazioni sublimi, veramente. Ci siamo, e non siamo la meno scuderia neanche quest'anno perché ha fatto bene. Il campionato europeo ha fatto il miracolo con la Vexale e con Antonov. Ma anche qua siamo di media, la terza la quarta, o la quarta forza del mondiale. Eppure ci siamo. Io voglio portarmi a casa, il mio sogno è questo qua, ragazzi, lo sapete. Io voglio Rick de Graaf. Secondo me De Graaf, che poi per me diciamo il Max Verstappen, lo voglio, cazzo, me lo devo comprare. Viaggio verso Dubai, spero di aver migliorato un po' il tutto. Le voci dell'addio di Magnus Kranz. Vabbè, cazzi tuoi, amore, nel senso, con tutto rispetto. E adesso voliamo a Dubai per una buona gara, dobbiamo assolutamente vincere, cioè, Costa non vince da un po'. Pino è tornato, ragazzi, quanto me lo godo Pino, però. Ok. Bene, bene, bene. Allora, adesso gli alettoni stanno salendo in maniera devastante, me li godo. C'è anche il cambio qua che ha problemi, vabbè, però diamo la priorità al motore buono. Però con il plus della qualifica non vedo l'ora di sistemarlo, cazzo. Vai. E qua adesso, appena finiamo qua. Ok. Perfetto, posta. Sarà uno dei cambi di regola più dibattuti degli ultimi anni, ma i capi dell'attuale campionato stanno valutando l'ipotesi di eliminare la sessione di qualifica. Le posizioni sarebbero invertite. No, no, che coglioni. Vabbè, ci pensiamo dopo, ragazzi. Intanto siamo qua molto basso. Consumo gomme medio il carburante. Gran premio di Dubai. Qua potremo anche rischiarla, secondo superiore, speriamo. A sto punto ho bisogno di più soldini, rischiamola, solo che se dopo non becchiamo niente sono cazzi, Però proviamo, dai, di solito arriviamo sempre a podio con uno, speriamo bene, cazzo. Andiamo, ci becchiamo dopo le qualifying, ragazzi, fuori dal bonus, quarti e sesti, non riusciamo a fare meglio in qualifica, porca puttana, qua perdiamo anche soldi, bene, bene, molto bene. Guarda, avevo sbagliato a fare sta cosa, secondo me, nuvoloso comunque, no, sole, sole pieno. Allora, qua abbiamo assetto garo. Alla fine. Le morbide. Partiamo con le più veloci per poi come sempre finire. Comunque fare uno stint più lungo con quelle morbide. Insomma con quelle più dure sono quelle che mi servono di più. Setup, fioi. Ho fatto fatica a trovare il setup, ragazzi. Catroia. Proviamo così a sto punto. Non so più cosa fare, cazzo. Allora, compartiamo così per 13 giri, quindi come al solito partiamo aggressivi, uno in più perché qua il consumo è medio. Qua teniamo così perché veramente non so più che cazzo fare.
E si parte ragazzi, Gran Premio di Dubai. Raga, scusate. Allora, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. E andiamo fioi. Dai. Pascal ragazzi, però mamma mia Pascal. E si parte Gran Premio di Dubai. Vai che andiamo. Costa, per piacere, le partite sono sempre un dramma per me. Siamo quarti e quinti siamo. Ma che cazzo ha Costa non è in forma ragazzi, eh. Purtroppo Costa non è in forma. Pino quarto, Costa settimo. Dai Costa, su. Per piacere, svegliati. Mamma mia Costa ragazzi. Pino quarto. Costa in grossissima difficoltà. Grossa difficoltà Costa purtroppo. Andiamo di risparmio gomme. E miscela così. Anche il nostro amico qua. Invece il nostro amico lo mettiamo arancione arancione. Vai Pino. Pino in condizioni migliori, ma ragazzi... Becker settimo comunque. Becker settimo. E questo mi piace. Eccoci qua. Costa al sesto posto. Tutti in risparmio sono. Sono tutti in risparmio. Per il bloccaggio per Austin Zarate. Ora con Pino voglio stare aggressivo con Pino. Costa proprio non c'è per il momento. Non pervenuto Costa purtroppo. Siamo tutti qua per carità, però... Dai Pino, adesso Pino deve tirare a bomba Pino. Pino terzo. Adesso Pino deve fare un giro da fenomeno, tutti vanno a mettere le soft. Costa e quarto, stiamo su Pino per il momento. La possiamo spingere col carburante. Ok, Pino, Magnus, iBox. Pit stop intanto, carpetta, aspetta. Gomme, 17 laps. Facciamo 16. Ok, Costa è secondo per il momento doppietta. Non ci voleva safety car con tutti i box, siamo stati un po' sfortunati. Spingiamo anche con Costa adesso. Non siamo fortunatissimi, eh. Ok, Pino ai box. Ok, Pino è andato ai box. E adesso tocca a Costa. Costa ai box. Ma 23 giri non li tengo neanche se vuoi. Ok, vai. Vai, devi volare adesso, Costa. Quarto Pino intanto. La Cavalcanti, stagione orrenda della Cavalcanti proprio. Male la Cavalcanti. Costa è sesto. Becker quarto purtroppo. Attenzione. Beccherone è quarto. E questo non mi piace. Siamo anche fuori dall'obiettivo, cazzo. L'obiettivo è secondo. È difficile per secondi. Vai Pino. Regalaci il The Dream, Pino. Costa e sesto, se devo capire con il risparmio. Vediamo, anche loro stanno risparmiando. Becker addirittura sta risparmiando più di me. Impressionante, vabbè.
Vediamo, proverò a bomba l'ultimo stint con Costa. Pino è terzo per il momento. Siamo tutti abbastanza vicini comunque, insomma, abbastanza, dai. Dai Pino, a meno secondi dobbiamo arrivare però. Pino sempre terzo. 19 giri alla fine. Sta arrivando Becker come un porco, veramente. Becker è il classico porco, lo sappiamo. Sono in strafuga. Monroe e Flores sono in fuga purtroppo. Becker sta arrivando. Spingiamo un po' la carburante con Pino. Costa per il momento lo teniamo là, tranquillo. Costa deve fare l'ultima parte, era fenomeno. Vediamo, sono tutti Becker e risparmio, non c'è niente da fare. Però le gomme mie sono messe meglio, per fortuna. Adesso Pino deve rallentare Becker, cazzo. Vediamo se mi fa sta cosa. Pino sempre terzo. Costa per un momento tiene buone le gomme, però comincia a essere indietro Costa, eh. Cominciamo a spingere, Morro prende il comando, Flores secondo, stanno lottando alla grande. Pino sempre terzo. Dai raga, dai, Costa fa fatica, Becker è quarto. Ok, Costa è quinto adesso. Bravo Costa. Spingiamo a tutta con Pino. Dai Pino, adesso Pino si fa il pit. Pino è secondo. Pino addirittura primo. First class, grande Pino. Pino è tornato comunque. Il buon Pino è tornato. Vai pit stop, Becker ai box, Becker ai box. Chiaramente con Costa appunto alle super soft. Questo è quello che voglio provare, vediamo se è possibile. Dai Pino vola però, vola Pino, vola. Sarà quanto mi fanno perdere tempo, ma ste cazzo di bandiere blu. Costa secondo intanto. E adesso deve spingere anche Costa. Spingi Costa per questi ultimi giri. Intanto Pino ai box. Mancano 12 laps. Provare con tutte e due le soft è un rischio, però bisogna anche rischiare nella vita. 12 giri. Ok. E stiamo su Costa. Vai Costa. Vai Costa crociere. Costa ne può fare anche un altro di giro probabilmente. Più giri fa, più può tirare dopo. Al prossimo vai box. Ok. Super soft carburante. Ok. Vai Pino è sesto per il momento. Adesso vediamo Pino con le super soft. Teoricamente può avere un passo migliore. Dai Costa, dai Costa, dai Costa. Vai veloci. Ok, Costa sesto.
Pino è quarto intanto, vai ragazzi, adesso dobbiamo volare, Fioi, bisogna volare con le super soft. Stai calmo, Costa. Chiaramente all'inizio non possiamo tirare tanto, sarà dopo. È un bel rischio mi sono preso, eh. Siamo gli unici dei big con le super soft. Vediamo se riusciamo a fare il miracolo. Pino, tenta, risvegliamo Pino. Pino imbottigliato, Pino imbottigliato. Bravo Pino. Pino è terzo, sta arrivando anche Costa. Speriamo di aver fatto la tattica giusta, ragazzi. Preghiamo il signor. Costa sempre sesto, Costa. Becker quarto. Cioè, fa più fatica però purtroppo Costa, 6 giri alla fine. Ai ai ai, il motore di Costa fa le bizze. Dai Pino, almeno secondo. Abbiamo bisogno di soldini. Costa è quinto intanto. Vai Pino, vai Pino. Dai Pino, che cazzo, però avevamo le gomme migliori, dai. Tanto Costa in lotta con Becker, non voglio neanche guardarlo, mi fa ansia, intanto anche problemi. Purtroppo Pino sta consumando tanto le gomme, questa non ci voleva. Mettiamolo in risparmio Pino che è secondo. Pino è secondo, signori, Pino è secondo. Pino si è svegliato leggermente troppo tardi, Costa è quinto. Costa ha problemi, Costa ha problemi. Purtroppo Costa ha problemi. 3 giri alla fine. Lo so Costa, lo so, lo so. Tieni duro Costa. Pino tenta di superare, dai Pino stai buono, Pino stai buono. 2 giri alla fine, carburante possiamo mettere al massimo. Invece a Pino no purtroppo. Pino è più a rischio col carburante. Dai Costa, dai. Nell'ultimo giro alziamo anche le gomme, preghiamo insieme. Anche Becker comunque le gomme messe male, Ultimo giro, vai a cannone. Seguiamo Costa, però Pino Pino non ce l'ha, troppo lontano, Pino. Dai, forse Costa può farmi ancora il miracolo nell'ultimo giro! E va... Attenzione, problemi per Becker! Problemi per Becker! Pino secondo e Costa quarto, ancora così. No, Pino vince! Pino ha vinto alla fine! Non ci credo, Pino ha vinto alla fine. Primi e quarti, oh yes! Madonna, come sta rientrando Pino, signori. Lotta in famiglia, ragazzi, forse. Mamma mia, che lo sto creando. Strategia perfetta del Cume ancora. Mamma mia, Fioi. Sono il nuovo Flavio Briatore, Fioi. Pino è tornato, ragazzi. Pino è tornato. Ho detto che ho fatto bene a puntare su Pino. Sapevo che non poteva essere la pippa delle prime gare. È stato sfortunato all'inizio, Pino. Mamma mia, che stagioni, ragazzi. Terza stagione incredibile, incredibile. Becker è crollato al settimo posto. Mamma come godo. Bravo Pino. Più 8 su Costa che adesso secondo però è Lucia Flores. Pino vola al quarto posto, ragazzi. Pino si avvicina alla meta, incredibile. Nella costruttori siamo a più meno 4. Cioè, scusate, più 4, l'Arezzato Corse, cioè è forte purtroppo, però siamo in testa dappertutto. E non mancano tante gare. Siamo alla settima su 11, la prossima è l'8ª. Mamma mia ragazzi, che stagione anche questa. Dopo le imprese con Anton, Novella Alexara, altre imprese con la Boa. Buono, 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 tutti... purtroppo perdiamo anche se vinciamo, vabbè.
Questo lo sappiamo, siamo in crisi economica. Salvataggio in corso e godo. Aggiornamento, vittoria della gara, Pino distrugge, Pino. Quanto ve lo godo, Pino. Ok. Riparazione terminata, migliora componenti. Allora qua come siamo messi? Stiamo migliorando queste prestazioni. Gli alettoni sono fatti, quindi possiamo togliere questo e mettere questo. E l'altro alettone purtroppo dobbiamo aspettare per l'altro motore. Aspettiamo un pochino, dai. Vediamo qua la squadra c'è la monoposto, sempre terza in calo però, dai. Nuova votazione, politica. No, infatti non avvantaggia, quindi quanti voti abbiamo? 3 soli voti. Sì, però io il prossimo anno va, cioè, bah, sinceramente metto un voto. Me li devo tenere perché io voglio tenermeli anche per altre cose. Attenzione, attenzione, però siamo 2-2, forse ho rischiato troppo. La Vexala c'è, guardalo, contro ancora 5, perfetto, benissimo, benissimo. È fatta, buono, buono, buono. Very good, very good, very good. Buono. Votazione a favore dei punti per tutti i piloti. Beh, un po' di soldini me li becco. Perfetto. Mi sono beccato un po' di soldini e vaffancuore. Vediamo, migliora monoposto. Ok, andiamo avanti. Ok, però no così, cazzo. Guarda che cagata che ho fatto. Cica Balcasar avrà preveduto un anno. No, la barca vuole andare, fiori. Me la metto qua la barca. L'ho creata io la barca, fiori. L'ho creata, che sborro, guarda che disastro la barca nel secondo anno, però. La barca l'ho creata io. Vediamo un attimo. Allora. Migliora componenti. Alettone posteriore all'80%. Ok, direi di migliorare qua. Perfetto. Gli alettoni ormai sono perfetti. Buono raga, dai, ci becchiamo nel prossimo video sotto il comandone veneziano. Mamma mia che stagione. Ciao!